Prossimo 31 dicembre 2013, termine ultimo della gestione commissariale delle province regionali, una riforma che travolgerà la pubblica amministrazione e le competenze. Prossimo 31 dicembre 2013, termine ultimo della gestione commissariale delle province regionali, una riforma che travolgerà la pubblica amministrazione e le sue competenze. La riforma prevede le 3 aree metropolitane di Catania, Palermo e Messina e di liberi consorzi dei comuni. Ma quale sarà il futuro per i 5.600 dipendenti provinciali dell'isola? Un interrogativo a cui hanno tentato di dare risposte certe stamane alcuni rappresentanti del governo regionale nel corso di un incontro istituzionale promosso dal Comitato Spontaneo dei Dipendenti della provincia regionale di Agrigento. Crediamo che questa riforma sia un fatto epocale perché travolgerà l'ordinamento degli enti locali in Sicilia, competenze, è fatta con delle buone intenzioni, quella di garantire maggiori servizi, più celeri, più veloci e tutto, però vorremmo anche avere garanzie sul nostro posto di lavoro. Adesso il 31 dicembre si rivoluzionerà tutto, però non ci sono ancora dei progetti chiari, non sappiamo, ed è una cosa strana che a un mese da questo evento grossissimo non siamo ancora nelle condizioni di sapere nulla. Per questo oggi abbiamo fatto questo incontro. Una riforma è utile, serve ridefinirle le competenze periferiche in maniera più efficiente. Questi liberi consorzi che verranno fuori dovranno pensare ad un'elezione indiretta, riducendo notevolmente i costi della rappresentanza politica, efficientando il sistema, razionalizzando le funzioni. Io qui però sono tra quelli, e l'ho fatto presentando un disegno di legge, ciò che va evitato che nell'esigenza di trovare forme di risparmio si giunga invece all'effetto opposto, cioè quello di creare ulteriore spesa pubblica. Come saranno spalmate le 5.600 unità dipendenti delle province? Ma in questa prima fase noi stiamo sostanzialmente andando a normare che rimanga tutto com'è dal punto di vista strutturale. È ovvio ed è chiaro che non possiamo fare a meno di queste competenze, di queste professionalità, perché ormai hanno sviluppato un modo di lavorare che non può essere perso, questo know-how non può essere perso, quindi lo dobbiamo ridare. Sullo sviluppo delle competenze ci stiamo interrogando su molti aspetti. Non so quello che farà il governo, loro sono la maggioranza, rappresentano oggi la maggioranza al governo siciliano, per cui la scelta spetta a loro. A noi spetta soltanto la condivisione di un progetto che può essere utile per la Sicilia e i siciliani, oppure un'opposizione strenua su questa vicenda che peraltro non ci convince assolutamente.